Anche ad Agrigento, con la riduzione delle restrizioni per limitare il contagio da Covid-19, hanno riaperto le piscine e si è registrato già un boom di presenze. Quali sono stati gli accorgimenti comunque adottati dai gestori? Ascoltiamo uno di loro, Enzo Bellavia. Enzo Bellavia, finalmente riparte anche la stagione delle piscine dopo tanta chiusura. Quali sono, ecco, gli ingredienti necessari affinché tutto vada bene? Ma intanto la speranza è che tutto ricominci in linea definitiva, quindi che non si faccia un passo avanti e due indietro, perché così è stato fino adesso. Allora tutto quello che facciamo poi una volta che tu la blocchi è perso. Considera che se per caso ci fermassimo per una variante qualsiasi, l'acqua la dovremmo comunque tutta già svuotare, la vasca è una perdita economica. Allora speriamo che tutto continui e rimanga diciamo così, costante nel suo andamento normale e funzionale. Poi nel rispetto di tutte le normative previste dal DPCM vari, noi abbiamo intanto siamo fortunati perché abbiamo ampi spazi e possiamo distribuirci come meglio conviene, sia il posizionamento delle sedie solari, sia gli ombrelloni, sia anche la disposizione di tutte le persone e il personale nostro che controlla e vigila costantemente per quanto riguarda tutto ciò che succede in vasca. Quindi dal punto di vista di contagio anche gli spogliatoi, anche le docce, se per caso dovessero usare sono comunque in ampio numero e fortunatamente non andiamo incontro a loro. Il vero problema, come dicevo prima, è la costanza, il vero problema è la certezza. Vorremmo la certezza che quantomeno la stagione riuscissimo a portarla avanti, proprio perché fermarsi sarebbe un altro duro colpo che dopo l'inverno, dopo tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo dovuto ristrutturare, comunque abbiamo dovuto mantenere la struttura come se fosse attiva tutto l'inverno, invece siamo stati chiusi, quindi speriamo bene, siamo tutti qua, l'abbiamo vista tutti, c'è poco da dire. Il Covid tra l'altro ha fatto aumentare le spese, è inutile prenderci in giro. Sì, ma figurati, perché la struttura è natura, la natura non la puoi fermare, si fa il suo percorso, c'è poco da fare, c'è erbacee, c'è maltempo, c'è tutto, pulizie, e quello c'è gente, non c'è gente, va mantenuta, perché basta che la abbandoni un poco e comunque manteniamo una struttura del genere, senza un minimo di introito, e è tutta passività che prima che la recuperi passano anni, ma sai, poi alla fine c'è la passione, c'è diciamo così, l'attaccamento all'attività e uno la fa con piacere proprio di farlo, indipendentemente da quanto guadagno o quanto perdo. Speriamo che magari i conti li possiamo fare a fine anno o a fine triennio e riprendiamo questo brutto periodo che abbiamo passato. Senti, per concludere, ripartono anche i corsi di nuoto, anche questa è una buona notizia anche per lo sport in generale. Sì, ci sono corsi di nuoto per bambini, per adulti, c'è corsi di acquagym, ci sono attività libere di tutti i generi, ma c'è anche tanta voglia da parte delle persone di fare l'attività. Le famiglie non te lascio dire, le famiglie hanno l'esigenza di far svagare i figli perché questo brutto periodo non è stato solo per noi, anzi stanno pagando più loro che noi e quindi hanno la necessità, basti pensare a tutti i campus scolastici che il Ministero ha messo in campo, proprio per dire c'è gratuiti, proprio per dire c'è l'esigenza che i ragazzi dimentichino questo brutto periodo. Quindi i genitori, come quest'anno, non ho visto mai l'attenzione dei genitori nel dire possiamo portare i figli, perché in effetti i ragazzi, ma io tocco con mano perché ho 4 figli, capisco bene che vuol dire, sono papà di 4 figli, quindi sai, il vero prezzo lo stanno pagando loro. Speriamo che con questa attività noi possiamo contribuire a far dimenticare anche questo brutto periodo.